titolo del webinar di oggi è l'importanza delle partnership tra profit e non profit, e lasceremo a Rossella Sobrero il compito di chiarirci appunto come dire, la rilevanza di queste collaborazioni tra imprese e terzo settore. Rossella Sobrero è presidente di FERPI, Federazione delle Relazioni Pubbliche Italiane, ma è anche presidente di Coinetica, che di fatto organizza da alcuni anni il Salone della Responsabilità Sociale e dell'Innovazione, che ormai da qualche tempo è rinominato anche Salone della Sostenibilità. Quindi diciamo che vede molti casi aziendali, molti esempi di realtà profit e no profit che attuano, che applicano, realizzano veramente azioni, campagne di sostenibilità. Lascio a Rossella il microfono per un'introduzione sul tema di oggi. Grazie Renata. Non hai detto che il salone della CSR da un po' di anni fa tappa all'Università di Udine. Quindi, Non l'ho detto, ma è un nostro orgoglio, mi riservavo di dirlo più avanti, fa sempre tappa Udine ormai. quindi- e poi io sono stata più volte ospite proprio della sede di Gorizia, invitata da Renata, e soltanto che anche quest'anno saremmo venuti volentieri con Susanna Bellandi e Giuliano Improta, ma la situazione ovviamente ce lo impedisce, però ho promesso che ci rinviterete quando potremo anche vederci di persona. No, come diceva Renata, io mi occupo di sostenibilità da tanto tempo e anche di partnership profit e no profit, per cui ho pensato di proporre nell'ambito del vostro corso questa testimonianza di Sofi delle WWF, che a mio parere è particolarmente interessante. L'anno scorso l'avevo proposta nel mio corso in statale, che però si era svolto ovviamente dal vivo, però anche quest'anno mi fa piacere ricordare com'è importante questa collaborazione tra soggetti diversi. Io volevo solo farvi due riflessioni di carattere generale. La prima è legata alla necessità di attivare una collaborazione sempre più stretta e sempre più efficace tra i diversi attori sociali. Siamo consapevoli che solo grazie alla partecipazione di tutti sarà possibile realizzare un cambiamento in chiave sostenibile. La seconda riflessione, un po' più articolata, riguarda alla trasformazione del rapporto tra profit e no profit. Oggi le cose sono molto cambiate e a mio parere in positivo. Vi faccio due o tre esempi. È migliorato in assoluto l'impegno delle imprese e il loro riconoscimento come fattore sociale per generare impatto sociale e ambientale, ma è anche migliorata la crescita professionale del no profit, ci sono più capacità di gestione, ruoli e responsabilità. È chiaro che qui oggi abbiamo WWF, che è una grande associazione, ovviamente con una storia molto radicata anche nel tempo. Non è sempre così, ci sono ancora associazioni piccole che questa crescita professionale non l'hanno fatta, però il percorso è in quella direzione. Poi un fenomeno per me interessante è il diverso approccio che oggi le imprese hanno nei confronti del no profit, cioè non lo vedono più come un soggetto subalterno, perché prima il no profit spesso arrivava col progetto finito, bussava alla porta e diceva mi dai un contributo, ma anzi come un attore capace di portare valore nella collaborazione. Infatti si parla molto anche più di coprogettazione. E poi, conseguenza un po' di questo, anche la consapevolezza che è necessario rispettare le differenze tra i soggetti senza mettere in discussione la diversa identità dei due partner. Non si può pensare che il profit ragioni esattamente come il no profit e viceversa,
Questo sarebbe un limite, perché è proprio dalla contaminazione tra saperi e approcci diversi che nascono i progetti migliori. Quindi l'unica cosa importante è avere degli obiettivi condivisi, che possono essere la solidarietà, la salvaguardia dell'ambiente, qualsiasi causa, diciamo, sociale, che spesso sono progetti complessi, che quindi richiedono, appunto, come dicevo prima, uno sforzo comune. Quindi un buon rapporto tra profit e no profit ci aiuterà a contribuire al cambiamento, quindi perché stimola anche a pensare in modo globale, sistemico e circolare. Quindi diciamo che quello che è importante è il grande rispetto tra i due attori e una crescita anche nella coprogettazione, quindi progetti condivisi perché sono quelli che poi funzionano meglio. L'esempio che vi proponiamo oggi, che è quello di Sofidel con WWF, secondo me è uno di questi. E quindi a questo punto, Renata, ti ripasso la parola perché tu introduca Sofidel. Grazie, grazie Rossella. Lasciamo, allora, ovviamente sono previste domande e interventi da parte di chiunque voglia approfondire, abbia curiosità da proporre. Passiamo allora al primo caso, il caso di Sofidel, che è la società privata impegnata nella produzione di carta per uso domestico, e abbiamo oggi, diamo il benvenuto per la prima volta nel nostro corso di laurea a Susanna Bellandi, Global Creative Communication and Corporate Social Responsibility Director di Sofidel. Se riusciamo a vederla anche in video. Susanna, io non... Ci sono, io ci sono in video, riuscite a vedermi? Ok, ecco, benissimo, ora ci vediamo. Benvenuta veramente Susanna, è un piacere ospitarla, anche se virtualmente per la prima volta, però ci promettiamo poi appuntamenti dal vivo man mano. Dicevamo... Opportunità. Grazie a lei per aver accettato l'invito. Dicevamo Sofidel, società privata attiva dagli anni 60 in Italia, che tutti quanti o quasi tutti quanti noi conosciamo perché sicuramente in casa c'è un prodotto, una carta, un asciugone, una carta Sofidel con la bellissima ape delle pubblicità un po' a testimonial del marchio, almeno io apprezzo sempre anche la pubblicità di Sofidel perché mi pare veramente morbida. Oggi invece parliamo di Sofidel in un'altra prospettiva, per l'impegno, un impegno veramente attento, puntuale su quelle che sono le pratiche di sostenibilità in un settore che non è facile in assoluto. E lascio a lei veramente la presentazione, vediamo già delle slide. Ecco, se riuscite a vedere le slide. Sì, ce le abbiamo, prego. Beh, sì, il tema ci è particolarmente caro perché noi senza certa partnership, in particolare proprio col WWF, forse non avremmo raggiunto i risultati che abbiamo invece raggiunto in termini di sostenibilità. Allora, vi dico soltanto veramente due parole, ma io voglio che sia molto chiaro, non sono qui per raccontare quanto siamo bravi, quindi per vendere qualcosa o per vendere i nostri marchi, ma sono qua proprio per condividere invece con voi questa che è l'esperienza di un'azienda particolarmente, se vogliamo, energivora, che fa uso delle foreste, che utilizza l'acqua in maniera massiccia, per far capire come si possa essere
assolutamente sostenibili o comunque ambire ad essere molto sostenibili, anche con l'aiuto, sicuramente con una lungimiranza da parte di chi ci amministra, ma con la partnership di un partner come il WWF. Noi produciamo carta tissue, è la carta particolare, quella della carta igienica, degli asciugatutto, delle veline, dei fazzoletti, quindi ha un trattamento, diciamo la base della produzione è identica a quella della carta sulla quale scriviamo, ma il trattamento poi per arrivare a essere così sottile e così pulita, igienica, è diverso rispetto a una carta normale. Siamo quelli di Regina, la carta Regina, e questi vi faccio vedere solo questi numeri perché siamo una grossa realtà. Siamo presenti in 12 paesi con quasi 30 stabilimenti, siamo più di 6.500 dipendenti, quindi una realtà che, se vogliamo, pesa sull'ambiente, pesa in tutti i sensi, anche nel senso buono, che dà occupazione a molte persone e si prende cura del benessere delle persone. Quindi partendo da ma cosa c'è dietro un rotolo di asciugatutto, di carta igienica, secondo me pochi di noi, io mi ci metto anch'io prima di lavorare in Sofide, si era soffermato a pensare che ci potessero essere delle tecnologie, che ci potessero essere dei numeri di produzione così rilevanti. Quando il prodotto è un prodotto che viene comprato a poco, quindi ha un valore poi abbastanza esiguo. Quindi parliamo solo di sostenibilità oggi. Per fare la carta servono 3 ingredienti. Serve la cellulosa che proviene dalle foreste, serve l'acqua e serve l'energia, no? Quindi andiamo a toccare 3 tematiche molto importanti per il pianeta. Noi ci siamo molto riconosciuti in quelli che sono gli obiettivi dell'Agenda 2030. Se non ne avete ancora sentito parlare, ne sentirete parlare tantissimo. Fanno riferimento agli accordi di Parigi, sono gli obiettivi di sostenibilità promulgati dalle Nazioni Unite. Sono 17 obiettivi, vi invito anche ad andarveli poi a vedere, e hanno, diciamo, un obiettivo tutti quanti, e noi siamo in sintonia con questi obiettivi. L'obiettivo di costruire un futuro inclusivo, sostenibile e resiliente per la popolazione e il pianeta. Per noi la sostenibilità, vi dirò una cosa che vi può sorprendere, è stato un fattore strategico per la crescita. Noi, se non fossimo stati sostenibili da più di 10 anni a questa parte, se non avessimo prodotto in maniera sostenibile, oggi non avremmo questo peso sul mercato, sul nostro mercato specifico. Noi abbiamo intrapreso, diciamo, la via della sostenibilità a suo tempo, non solo perché siamo buoni e siamo bravi, ma perché questo intanto aumentava la nostra competitività sul mercato. Avevamo capito che le aziende non potevano continuare a consumare in quel modo, e quindi era meglio cominciare prima, avere un vantaggio anche rispetto agli altri. E poi perché ci interessa migliorare da sempre la qualità della vita, è un po' nel prodotto stesso che produciamo, la vita delle persone, e avere un ruolo sempre più positivo in quest'ambito che è ambientale, sociale ed economico. Le aziende non possono prescindere dal profit, no? Dal profitto, perché sennò non starebbero in piedi,
ma devono, oggi, guardate, è tanto più importante come lo raggiungi l'obiettivo economico, cioè che cosa fai per raggiungere quei numeri, che non il numero stesso. Una filosofia di fondo ci ha sempre accompagnato, che è less is more, è dare di più con meno. Questo, tra l'altro, io vi invito a farla diventare una vostra filosofia individuale. Io non posso non pensare nell'arco della mia giornata a soluzioni che mi consentono di raggiungere magari un risultato migliore sprecando o utilizzando o consumando di meno. Io credo che questo esercizio fatto in tutte le funzioni aziendali abbiano prodotto un buon effetto. Quindi questi sono gli ambiti, diciamo, che vi dicevo poco fa: il clima e l'energia, la tutela delle foreste, la protezione delle risorse idriche, e poi ci abbiamo aggiunto da 2 anni a questa parte anche un ragionamento sul packaging sostenibile e poi il coinvolgimento di tutta la filiera, di tutta la catena di fornitura, no? Dalla cellulosa a tutte le macchine che servono per produrre la carta e così via. Noi abbiamo aderito nel 2008 e qui iniziamo a vedere la partnership col WWF al programma Climate Savers. Che cosa è significato a suo tempo? Bisognava raggiungere entro il 2020, entro quest'anno, determinati obiettivi di riduzione delle emissioni di CO2. Come l'abbiamo fatto? Abbiamo dovuto investire, abbiamo investito 100 milioni di euro all'incirca in energia solare e idroelettrica, in caldaie a biomassa, insomma abbiamo dovuto comprare degli impianti che ci consentissero di raggiungere questi obiettivi. Oggi siamo al meno 17,9% di riduzione dal 2009 al 2019, perché i dati che vedete sono tutti aggiornati all'ultimo bilancio, tra poco uscirà quello nuovo, nell'anno nuovo, ma questo è tutto 2019. Gli obiettivi erano del meno 23 entro il 2020, mi dicevano che stiamo facendo uno sforzo extra, ma vogliamo raggiungerli. Non entro adesso in tutti i dettagli, anche perché clima, energia e foreste verranno affrontate in maniera più approfondita e più scientifica da parte di Giuliana Improta. Addirittura vi racconterà come ci siamo dati degli obiettivi di riduzione del 40% al 2030 e vi spiegherà anche l'importanza di questi nuovi obiettivi. Anche di questi sentirete sempre più parlare, che si chiamano Science-Based, basati su un riferimento, diciamo, di standard internazionale, chiamiamolo così, per raggiungere che cosa? Per limitare il riscaldamento globale ben al di sotto dei 2 gradi, secondo quanto richiesto dall'Accordo di Parigi. Quindi ci vedrà molto impegnati e probabilmente lo risolveremo, perché abbiamo già cominciato a lavorare in questo senso, attraverso un consistente impiego di energia elettrica rinnovabile e all'introduzione crescente di sistemi di ottimizzazione dei consumi di energia. Quindi tecnologie innovative. Già oggi utilizziamo solo cellulosa certificata, cioè al 100%, certificata da terze parti indipendenti. Che cosa vuol dire? Che queste foreste, da cui proviene la cellulosa, sono certificate, che vuol dire che in quelle foreste vengono salvaguardate le biodiversità,
dove nelle foreste certificate abbiamo la certezza che le piante che vengono tagliate vengono ripiantate. Che interesse potrebbe avere un'azienda come la nostra a deforestare? Rimarrebbe senza la materia prima principale. Quindi per noi è fondamentale che sui nostri pacchi di carta, e vi invito anche poi ad andare a controllare prima degli acquisti, ci siano certificazioni del tipo FSC, PEFC, PFSC Control Wood. Per l'acqua, come vi dicevo, ne viene usata tanta, l'importante è rimetterla nel ciclo di produzione il più possibile. Il benchmark di mercato, la media di mercato di riferimento è fra i 15 e i 25 litri per chilo carta, quindi per chilo di carta prodotto. Noi siamo in questo, devo dire, particolarmente bravi perché ci limitiamo a 7,3 litri per chilo, considerate che almeno 3 litri vanno in vapore, e quindi ritornano, diciamo, nel ciclo della natura. Come facciamo rispetto agli altri? Utilizziamo l'acqua piovana, ricicliamo l'acqua, abbiamo dei sistemi di pompaggio a secco e poi non ultimo anche si tratta di tenere monitorato tutto il processo e qualora ci siano delle dispersioni avere dei sistemi di allarme che ci avvisano, per cui in quel punto viene subito riparata, diciamo così, la falla. Ancora due parole sul packaging, perché ci siamo dati anche qui un obiettivo non banale di riduzione del 50% dell'incidenza della plastica convenzionale nella produzione del packaging. I packaging sono di 3 livelli, c'è quello intorno ai vostri 4 rotoli di carta igienica, poi c'è un imballo secondario dove quei 4 rotoli vengono impacchettati insieme a altri 6, 7, 8 pacchi e poi vengono di nuovo messi sui pallet per il trasporto e imballati di nuovo. Quindi considerate tutta questa plastica. Quella, diciamo, però più alla quale dobbiamo prestare più attenzione è proprio quella dell'imballo primario, perché gli altri due tipi di imballo sono nelle mani del distributore, delle catene di distribuzione, no? L'Esselunga, la Coop, il Conad, e loro sappiamo già che ne fanno buon uso e la riciclano, mentre il consumatore spesso la plastica non la diciamo cestina nella maniera più adeguata. E quindi come pensiamo di raggiungere questo obiettivo? Noi abbiamo fatto 3 cose. Uno, abbiamo ridotto al minimo il film plastico, cioè la plastica utilizzata, e abbiamo introdotto dei packaging in carta che stanno finalmente per essere notati dai consumatori e dai distributori, perché noi li abbiamo già fuori da 2 anni e all'inizio stentavano, perché il packing in carta ha degli svantaggi rispetto alla plastica, ovviamente, no? Tipo l'umidità e poi si rompono, e invece sta ingranando. Terzo, non ultimo, sono le plastiche riciclate o le bioplastiche. Quindi grazie a tutte queste 3 cose messe insieme noi siamo abbastanza certi di raggiungere questo obiettivo. Qui tralascio, cerco di andare avanti più veloce. Questi sono gli esempi di PEC, noi siamo con diversi marchi in Europa e sono tutti in carta, anche questi. Perché la carta è di origine vegetale, è rinnovabile, è una delle poche materie prime che si rinnova in natura,
non ha impatti sulla vita marina e terrestre, è riciclabile facilmente e viene effettivamente riciclato in tutto il mondo in maniera importante. Voi sapete, ci sono dei paesi che ancora purtroppo non riciclano. Ultimo non ultimo, per noi la sostenibilità è una questione molto seria, vogliamo sensibilizzare i giovani, uno dei motivi per cui partecipiamo a questi incontri universitari è proprio questo. Noi crediamo che un cittadino consumatore che sia consapevole sia meglio di un cittadino che non ne sa nulla, perché altrimenti non può neanche apprezzare i nostri prodotti. E quindi caccia alle fake news, e abbiamo creato un blog, Soft and Green, che è sul nostro sito Sofidel, che non ha nessuno scopo commerciale se non quello di sensibilizzare alla riflessione, all'approfondimento i nostri stakeholder, tutte le persone interessate al nostro mondo. Noi siamo veramente convinti che oggi la cultura sia fondamentale. Questo blog l'abbiamo redatto insieme, lo redigiamo insieme a Rossella Sobrero, che ci aiuta anche proprio nella ricerca dei contenuti, quindi è una lettura piacevole, trattata anche con un tono di voce semplice e comprensibile da tutti. Abbiamo anche un programma, e qui è il terzo punto di contatto con WWF, che è il programma Mi curo di te. È un programma che ormai va avanti da 7 anni e portiamo la conoscenza dei temi acqua, clima e foreste, e oggi abbiamo inserito anche l'Agenda 2030 alle scuole primarie e secondarie di primo grado. Sempre insieme al WWF. Quest'anno parte il rilancio di questo programma, tutti i contenuti sono a cura del WWF e quest'anno trattiamo il tema delle foreste. Abbiamo anche, a proposito di progetti senza un ritorno commerciale, 2 anni fa fatto scrivere un libro, questo invece lo trovate in Mondadori, edito da Focus Mondadori. Abbiamo chiesto a 5 giovani aspiranti giornalisti di raccogliere 5 storie di sostenibilità italiane, storie italiane di sostenibilità che nulla hanno a che fare con Sofidel, ma per far capire a tutti, giovani e meno giovani, che la sostenibilità è un'occasione di sviluppo e un vantaggio per tutte le persone e per il pianeta. Grazie. E vado a presentarvi l'altra ospite, Giuliana Improtta. Benissimo, benvenuta anche a lei. Speriamo che anche in questo caso sia una lunga storia futura di collaborazione, però quando si dice WWF effettivamente diciamo che l'appealing sugli studenti è sempre forte. Allora, Giuliana è responsabile Sustainable Business di WWF. WWF non ha bisogno di molte presentazioni, organizzazione internazionale che si occupa di protezione ambientale a tutto tondo, e non rubo altro tempo, lascio la parola a Giuliana, prego. Allora, buongiorno a tutti, grazie per questo invito, spero che riusciate a vedere bene anche la presentazione, ho condiviso lo schermo. Oggi mi fa piacere condividere con voi una breve overview dei programmi di corporate engagement del WWF, con un focus sulla partnership con Sofidel. Quindi proverò a darvi un po' il punto di vista di un'associazione ambientalista rispetto ai temi della sostenibilità aziendale. Una breve introduzione su quello che sta accadendo oggi e sul contesto esterno. Sappiamo tutti che la comunità scientifica, che il mondo accademico traducono costantemente ciò che il pianeta cerca di
dirci rispetto alle emergenze ambientali e i media hanno ormai da tempo iniziato a riportarne l'urgenza. Basti pensare alla grande visibilità mediatica che c'è stata recentemente per emergenze ambientali come gli incendi in Amazzonia o in Australia, piuttosto pensiamo alla crescente attenzione e alla consapevolezza dell'interdipendenza delle relazioni che esistono tra la perdita di biodiversità e diciamo, le pandemie, quindi ad esempio l'emergenza Covid-19 attuale. Per quanto riguarda la società civile, un numero crescente di movimenti sociali, specialmente guidati da giovani, sta spingendo una maggiore discussione sui cambiamenti globali e sulle questioni ambientali, e questi movimenti in realtà guidano, in qualche modo accelerano delle riflessioni e un diverso approccio anche rispetto ad organizzazioni tradizionali come possono essere le organizzazioni non governative e le ONLUS. E per quanto riguarda il pubblico di clienti e di consumatori, loro continuano a credere che le aziende abbiano un ruolo e che abbiano una responsabilità, la responsabilità di aiutare le persone a vivere e a consumare in un modo più sostenibile, e vediamo anche un'evoluzione del concetto stesso di leadership aziendale e di responsabilità sociale di impresa. Quindi da una iniziale era di riduzione degli impatti ambientali, quindi riduco le emissioni di CO2, riduco l'impronta idrica, ad una era di integrazione strategica della dimensione socio-ambientale nel business aziendale per essere competitivi, per essere innovativi, fino ad un'era guidata da uno scopo in cui le aziende provano anche attraverso i propri prodotti e i propri servizi a dare un contributo positivo alle società e ai territori in cui operano. Poche parole su WWF, che voi conoscerete come l'organizzazione che a livello mondiale si occupa di tutela dell'ambiente. La nostra mission è quella di fermare il degrado e di costruire un futuro in cui le persone vivono in armonia con la natura. Siamo presenti in oltre 100 paesi, abbiamo migliaia di progetti di conservazione sul campo, attivi anche noi dagli anni 60. Per quanto riguarda il programma, la strategia di conservazione del WWF a livello globale, ci occupiamo di tutelare gli ecosistemi forestali, gli ecosistemi marini, le specie, di promuovere una gestione responsabile delle risorse idriche, ma tutti questi obiettivi ambientali vengono affiancati in qualche modo da quelli che noi chiamiamo dei drivers, che sono trasversali e che ci permettono di accelerare, di ottenere un cambiamento positivo, di raggiungere i nostri obiettivi di conservazione, e che sono principalmente per WWF la governance, quindi il rapporto con le istituzioni, la finance intesa come investimenti responsabili, quindi finanza sostenibile, e i mercati, quindi la possibilità di contribuire, orientare una produzione e una commercializzazione e un consumo più sostenibili. Perché lavoriamo con le imprese? Il settore privato è un obiettivo strategico per il WWF. Le aziende sono in grado di produrre e di ridurre gli impatti ambientali, possono influenzare il comportamento dei clienti e dei consumatori e quindi possono anche trasformare i mercati. Quindi collaborando con le imprese, il WWF vuole ottenere dei risultati di conservazione che altrimenti non sarebbero possibili. Quindi, come dicevamo anche prima all'inizio di questa sessione, il WWF vede le aziende non soltanto come alleate in un'ottica di possibilità di ottenere dei fondi che servono per realizzare le azioni di conservazione, ma le aziende sono esse stesse un mezzo, la possibilità di ottenere questi risultati. Come collaboriamo? Principalmente attraverso due macro tipologie di collaborazioni, le partnership trasformative e le attività di marketing e di comunicazione. Le partnership trasformative sono quelle sulla sostenibilità ambientale, quindi WWF lavora con l'azienda per orientare le politiche e le pratiche verso una maggiore sostenibilità, e quindi qui si parla di
riduzione degli impatti idrici, di carbon, l'approvvigionamento di risorse naturali, la riduzione degli impatti sulla biodiversità. E poi ci sono le azioni che sono quelle di marketing e di comunicazione, che ci permettono anche di sostenere i nostri progetti in Italia e all'estero, in aree naturali prioritarie che sono appunto importanti per la biodiversità, e sviluppiamo anche insieme delle campagne di sensibilizzazione sui temi ambientali, rivolgendoci al grande pubblico, ai consumatori, ai dipendenti. Quindi ovviamente le imprese sono per noi un grande media e un moltiplicatore di contatti che ci permette di raggiungere e di diffondere questi messaggi ambientali ad un pubblico molto vasto che altrimenti da soli non potremmo raggiungere. Sulla partnership con Sofidel lavoriamo insieme sulla sostenibilità, questo è il claim, è quella che noi definiamo una partnership olistica, quindi una partnership che comprende molti elementi e progettualità. Lavoriamo appunto, come vi raccontava Susanna Bellandi, su progetti climate and energy, su foreste, sviluppiamo delle azioni di comunicazione istituzionale, quindi significa che Sofidel spesso supporta azioni di sensibilizzazione di WWF per il grande pubblico, ad esempio Earth Hour, che è il nostro evento annuale sui cambiamenti climatici, oppure ci supporta promuovendo pubblicazioni scientifiche come il Living Planet Report, che è un report sullo stato di salute del pianeta, quindi ci affianca in queste iniziative. Ci sono poi le azioni di co-marketing sui prodotti brand Regina e anche azioni di vero e proprio licensing, in cui il brand, il prodotto è veramente dedicato a WWF. Lavoriamo sui progetti educativi, ovviamente l'educazione è un asset prioritario per il WWF, quindi la possibilità di parlare alle nuove generazioni, alle giovani generazioni, e lavoriamo insieme anche sulla parte di fornitura, quindi sul procurement, con dei sistemi anche di premialità e di sensibilizzazione per i fornitori. Poche parole su Climate Savers, che è il programma che ha visto Sofidel protagonista in questi anni. Si tratta di un progetto internazionale che intende supportare aziende globali ad assumere dei target e dei piani di azione nella lotta al climate change, e quindi assumendo il ruolo di leader nel settore. È un po' il capostipite, diciamo, di programmi volontari di riduzione delle emissioni di CO2, essendo nato nel 1999. Cosa fa il WWF con Sofidel, con le altre aziende? Noi analizziamo l'inventario delle emissioni, analizziamo le politiche energetiche, le performance energetiche, e insieme all'azienda definiamo dei piani di riduzione volontari delle emissioni di CO2 che siano sfidanti attraverso strategie e tecnologie innovative, e il programma include anche un piano di monitoraggio e di reporting in termini di trasparenza rispetto al raggiungimento di questi obiettivi. Qual è l'approccio metodologico scientifico che stiamo utilizzando? È quello dei Science-Based Targets, come è stato anticipato. Si tratta di un'iniziativa che è promossa e sviluppata non solo da WWF, ma da altre organizzazioni internazionali scientifiche come il World Resources Institute, Carbon Disclosure Project, UN Global Compact, e l'iniziativa intende proprio definire quanto e quanto velocemente un'azienda deve ridurre le proprie emissioni climalteranti per essere in linea con gli obiettivi dell'Accordo di Parigi, e quindi limitare veramente il riscaldamento globale rispetto a 1,5 gradi centigradi, o ben al di sotto dei 2 gradi centigradi rispetto alle temperature preindustriali. Quindi cosa ha fatto Sofidel? Ha assunto degli impegni pubblici, come vi raccontavamo, ha incrementato quindi il proprio impegno verso rinnovabili ed efficienza energetica anche con importanti investimenti, e ha mantenuto il ruolo di best in class anche avendo i propri target approvati dai Science Based Target Initiative. Vi sottolineo ma anche di come un gruppo leader come Sofidel possa essere un agente di cambiamento. I leader di settore hanno un'influenza positiva sul mercato, quindi Sofidel ha rappresentato attraverso questi impegni un esempio positivo per i competitor, per i follower,
e ha anche, come dire, sviluppato un circuito virtuoso rispetto alla propria catena di approvvigionamento e quindi rispetto ai propri fornitori, che si sono dovuti in qualche modo anche adeguare a questa tipologia di impegni. Su Foreste non mi dilungo sulla parte, sui dettagli tecnici, però per rappresentarvi che il WWF lavora per sviluppare gestione delle risorse forestali a lungo termine in una modalità sostenibile e anche promuovendo l'adozione della certificazione della Forest Stewardship Council, che, come vi raccontava Susanna, è utilizzata anche da Sofidel. Quindi noi spingiamo in termini di mercato lo sviluppo di policy e di pratiche di approvvigionamento responsabile delle risorse forestali. Quindi parliamo di che cosa? Di trasparenza e di legalità della filiera forestale e appunto degli schemi di certificazione attendibili che siano appunto di terze parti indipendenti. Poi il ruolo di WWF ovviamente è anche promuovere il valore delle foreste. Come lo svolgiamo questo ruolo? Attraverso azioni di ripristino delle foreste, restoration, per proteggere le aree ad alto valore di conservazione e di biodiversità e anche sviluppando delle pratiche virtuose, ad esempio il pricing di premialità per riconoscere le azioni di sostenibilità che vengono effettuate dai propri fornitori. Su Foreste Sofidel si è impegnato quindi nell'ambito della partnership e della collaborazione con WWF a migliorare questo processo di approvvigionamento forestale in termini di fonti certificate e di trasparenza nella rendicontazione. Come vi raccontava Susanna Bellandi, attualmente il 100% di fibra è certificata da terze parti indipendenti. Ogni anno WWF svolge un assessment sulla filiera di approvvigionamento forestale di Sofidel, anche qui secondo delle linee guida degli standard internazionali, in questo caso l'Accountability Framework e altri strumenti che il WWF a livello internazionale ha sviluppato per analizzare il rischio riferito alla supply chain, perché ricordiamo che poi la parte di considerazione e gestione della sostenibilità vuol dire anche la possibilità di mitigare potenziali rischi e di anticipare queste problematiche. In ultimo, Sofidel partecipa anche all'Environmental Paper Company Index di WWF, che è uno strumento di accountability. A cosa serve? Serve perché le aziende del settore cartario possano rappresentare i propri impegni volontariamente, condividendo i propri dati e attraverso questo strumento di valutazione è possibile anche promuovere la trasparenza delle aziende nel settore. Tutti questi impegni di sostenibilità e queste azioni in qualche modo sono state anche declinate, promosse e integrate nelle strategie di comunicazione aziendale. Quindi Sofidel, in collaborazione con WWF, ha promosso dei piani di comunicazione e delle attività che hanno coinvolto ovviamente varie modalità, dalle attività, diciamo, di media relations, se pensiamo ovviamente all'ufficio stampa, a campagne advertising sia stampa che digital, social network e website. Quindi queste azioni, le azioni per quanto tecniche, hanno poi avuto una declinazione, una promozione dal punto di vista di comunicazione corporate. La stessa cosa è avvenuta anche attraverso strumenti come gli eventi istituzionali. Abbiamo citato anche la parte di co-marketing rispetto al brand Regina e abbiamo sviluppato, come vi raccontavamo, dei progetti educativi proprio dedicati alle giovani generazioni. E concluderei diciamo, riportandovi un po' quelli che sono i principi di WWF rispetto al corporate engagement, perché penso che rappresentino e siano rappresentati dalla partnership con Sofidel e in qualche modo richiamano quello che Rossella Sobrero ha diciamo, raccontato nella sua introduzione. Quindi
Una partnership è più del business as usual, i partner insieme fanno più di quello che potrebbero fare da soli, devono definire degli obiettivi, dei target chiari rispetto al proprio percorso di sostenibilità. La comunicazione si focalizza sul core della partnership, quindi sugli impegni concreti o sui risultati raggiunti. Si tratta di una partnership di eguali, quindi ci si può accordare anche sul diritto di essere in disaccordo e l'importante è avere delle relazioni basate sulla fiducia e sulla trasparenza. E in ultimo il potere dell'azione collettiva, diciamo, che ispira queste collaborazioni, quindi il claim di WWF che è possible. Grazie. Io vorrei fare veramente un applauso, lo faccio virtuale, alle nostre relatrici e ringraziare per la generosità di questi interventi, di questi contributi che noi ci teniamo ben registrati, quindi magari ce li riguardiamo. Poi nelle notti insonni riguarderemo la registrazione del webinar, ma ci ripromettiamo anche di rifarlo sia virtualmente che in presenza, certamente che poi le buone relazioni, le buone collaborazioni, partnership per essere tali devono essere mantenute e essere alimentate nel tempo con nuove collaborazioni. Per cui con questa promessa, non minaccia, promessa, vi ringraziamo e ci lasciamo per oggi. Rossella, se vuoi una battuta finale in quanto organizzatrice di questa, come dire, promotrice di questa giornata, prego. No, ringrazio anche tanti studenti collegati, mi fa piacere vedere che sono tanti, le domande sono state tutte molto stimolanti, quindi brava la loro docente che li suggerisce anche di partecipare a queste iniziative in modo proattivo, bravi loro perché vuol dire che anche loro hanno a cuore il futuro del pianeta. Mi auguro veramente anch'io di avere presto l'occasione di vedervi tutti nella vostra bellissima Gorizia. Grazie a tutti. Ciao. Benissimo. Arrivederci. Arrivederci, Arrivederci, buona giornata. Arrivederci. Grazie mille, arrivederci.